In questo magnifico contesto della Sala San Domenico dell'Ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo di Venezia rinnoviamo una tradizione delle uova di Pasqua dell'AIL. Già l'anno scorso, in questi tempi molto duri di lockdown, e anche quest'anno siamo in zona rossa e quindi abbiamo degli fortissimi vincoli, la AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, la sezione di Venezia, mantiene appunto questa tradizione. Quindi facciamo una donazione di 60 uova di Pasqua, fondenti e al latte, a questa struttura ospedaliera così meritoria che ha retto molto bene questa difficile situazione. Devo ringraziare l'azienda Celgene che ha sponsorizzato l'iniziativa con una donazione e soprattutto il Rotary Club Venezia. Qui abbiamo anche Paolo Sartori che come me past president del Rotary Club Venezia, grande amico all'interno appunto della struttura del Santi Giovanni e Paolo, e anche consente appunto con queste donazioni e con questi service rotariani di portare le uova negli ospedali e oltre al San Giovanni e Paolo anche nel resto della provincia e della ULSS 3. Dopo i dovuti ringraziamenti è mio piacere passare la parola al direttore dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo, medico di presidio, il dottor Graceffa. Grazie Presidente, grazie per il pensiero, grazie per la vicinanza che l'associazione, così come il Rotary, anche in questa circostanza hanno dimostrato all'ospedale. Vicinanza che in un momento difficile come questo, un momento che dura da un anno e che sta vedendo una recrudescenza in questo periodo, ci conforta ancora di più e ci incoraggia a proseguire nella nostra opera di lotta al virus. Quindi grazie a voi, grazie da parte dei dipendenti dell'ospedale che in un gesto simbolico come questo vedono e percepiscono la vicinanza della cittadinanza alle difficoltà che questo ospedale, ma tutti gli ospedali del nostro paese stanno vivendo in questo periodo. Grazie ancora di cuore. Mi associo anch'io al ringraziamento del Presidente che attraverso le associazioni che hanno donato queste uova pasquale si ricordano costantemente ogni anno, da quello che capisco, del contributo prezioso che i nostri operatori svolgono normalmente, ma in questo anno così faticoso ancora di più. Il nostro primario di radiologia Paolo Sartori, nonché past presidente del Rotary Club Venezia come me, caro Paolo. Grazie a te riusciamo a fare queste cose, diciamocelo. No, soprattutto grazie a te Giovanni. A me non resta che concludere rinnovando il ringraziamento per questo dolce momento in tutti i sensi. Questa pandemia sicuramente ha cambiato molte cose, lascerà alcune cose nuove. Tra le cose positive che secondo me che lascerà è questa sensazione di legame tra la cittadinanza e i suoi operatori. Noi abbiamo ricevuto molte manifestazioni di sostegno di vario tipo. Questa ormai è diventata una tradizione, ripeto, molto dolce e molto gradita, quindi ti rinnovo il ringraziamento e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Ce la faremo. Sicuramente, ce la stiamo già facendo.